È stato presentato nei giorni scorsi presso il ristorante Albergo da Loris a Solighetto di Pieve di Soligo il torneo nazionale, il secondo torneo nazionale ASD Vittorio Falmec San Martino Colle, 22esimo trofeo ristorante da Loris, manifestazione sportiva a carattere nazionale riservata ai piccoli calciatori appartenenti alla categoria esordienti, organizzata dall'ASD Vittorio Falmec San Martino Colle in collaborazione con la società Leo Oderzo e che si disputerà nei giorni 1, 2 e 3 maggio 2026. Teatro delle partite da sempre avvincenti e ricche di emozioni per la genuinità e la grinta dei giovanissimi calciatori saranno i campi di gioco dello stadio comunale Opitergium di Oderzo e dello stadio Paolo Barison di Vittorio Veneto. Dopo la doppietta siglata nelle ultime due edizioni, nel 2024 e nel 2025 dal Monza, il torneo tornerà a coniugare per il 22esimo anno il settore giovanile del territorio trevigiano e veneto con il meglio dei vivai di alcune tra le più importanti scuole calcio nazionali. La conferenza stampa di presentazione, vi dicevo, si è tenuta l'altra mattinata come da tradizione al ristorante Loris di Pieve di Soligo, tutti ospiti del ristoratore e storico organizzatore del torneo Loris Bellè. Dall'assessore allo sport del comune di Pieve di Soligo Federico Fantin al coordinatore del settore giovanile del Comitato regionale Veneto della Lega Nazionale Dilettanti FIGC Walter Bedin, insieme al presidente del Vittorio Falmec Mauro Tonon, oltre al direttore generale della Leo Oderzo Giuliano Mascherin. 4 sono i gironi, nel girone A Udinese, Liventina, Mestre, Campolongo e Team Leo Academy, nel girone B Fiorentina, Cittadella, Nuovo Pordenone, Conegliano e Leo Oderzo, Sestese Calcio, Lanerossi Vicenza, Dolomiti Bellunesi, Vittorio Falmec e Borgoricco nel girone C, infine nel girone D Calcio Padova, Treviso, Porto Mansuè, Bassano e Ciarlins Munzane. L'appuntamento per il 1, 2 e 3 maggio per questo secondo torneo nazionale ASD Vittorio Falmec San Martino Colle, il meglio dei vivai nazionali di calcio giovanile a categoria esordienti. Saremo in diretta streaming su Streaming Sport per le finali. Niente, io volevo ringraziare tutti i presenti di essere venuti, augurarvi un bocca al lupo di tutto, una buona Pasqua. La mia specialità sarebbe andare a mangiare 2 spaghettini sopra, che noi siamo a posto, insomma in questo mi difendo meglio, la parte tecnica invece non la conosco. Vi ringrazio ancora e vi aspettiamo a pranzo. Grazie.